Cari amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà una piccola serie di video su di un'apertura che probabilmente molti di voi già conosceranno, alcuni non l'hanno mai sentita nominare, e la andremo a vedere nello specifico per mostrarti quanto può essere facile giocare un'apertura, diciamo un sistema universale, ossia una sequenza di mosse prestabilite, possiamo dire indipendentemente da quello che fa il tuo avversario. Sto parlando del sistema Londra o London System e andiamo a vedere qual è il setup dei pezzi generale del bianco e come, se il nero non imposta un gioco preciso, può venire spazzato via nel giro di poche mosse. Quindi questo video vuole essere d'aiuto per chi magari vuole ricercare un'apertura e alla ricerca di qualcosa da fare col bianco, e allo stesso tempo però vuole essere anche d'aiuto per chi non sa come fronteggiare il sistema Londra. Quindi segui questa serie di video perché alla fine ci sarà ovviamente la soluzione. Ci tengo a precisare innanzitutto di essere un D4ista, cioè un giocatore che apre con D4. La seconda cosa, i sistemi universali, sistema Colle, sistema Londra, ippopotamo o altre robe, ma più in particolare questo sistema Londra, sistema Colle, diciamo ok, vanno benissimo per iniziare, in realtà lo utilizzano anche maestri internazionali, gran maestri, però qual è il problema? Che se uno si focalizza sempre su questa apertura, ha in mente solo un certo tipo di setup di pezzi, quindi magari, scusami, diciamo la sua creatività viene un po' limitata. Cavallo F6 oppure D5, dipende come si vuole rispondere contro D4, ma comunque ci arriviamo. Cavallo F3 e 6, alfiere F4. Quando vedi il bianco che esce subito prematuramente questo alfiere F4, potrà farlo addirittura subito alla seconda mossa, probabilmente vuole impostare quello che viene chiamato il sistema Londra, D5 e 3, e adesso finalmente l'alfiere, che altrimenti sarebbe stato cattivo all'interno di questa catena di pedoni, e si trova fuori, quindi è diventato forte, e adesso avremo anche la possibilità di posizionare l'alfiere in D3. Attenzione a non muovere subito l'alfiere in D3, questo sarebbe un piccolo errore poiché il nero può guadagnare spazio e tempo permettendoci questo, e noi non avremo più la possibilità di piazzare l'alfiere su quella forte casa. Dunque C3, cavallo C6, e come vedi il setup del bianco non teme nulla, no? I pedoni sono forti, cioè sono tutti in catena, sono difficili da attaccare. L'unico punto debole è questo punto B7, infatti c'è una trappola sui video di Hikaru Nakamura dove lui cerca di far uscire subito la donna per B6 per contrastare l'unica debolezza del sistema Londra, che è quel pedone B2, ma facilmente anche difendibile, no? Visto che abbiamo spinto il pedone C3. Cavallo BD2, quindi prossimamente l'alfiere andrà in D3 e sarà finito il setup del sistema Londra. Come vedi, queste mosse sono facili da giocare, intuitive, e il bianco sta subito in una posizione dominante. Alfiere D6. Questa mossa bisogna farla. Qui qualcuno potrebbe dire: guarda, io sono, aspetta che tolgo un po' di cose, io sono il nero, questo è il mio alfiere buono, questo è il mio alfiere cattivo. Ricordiamo la definizione di alfiere buono e alfiere cattivo. L'alfiere buono è quello di colore opposto alla maggioranza della nostra catena di pedoni, che è disposta su case chiare. Questo evidenziato in rosso è l'alfiere cattivo perché si trova all'interno della struttura pedonale dello stesso colore delle stesse colore dei pedoni che si trovano nella nostra catena di pedoni. Ok, forse non mi sono espresso in un italiano corretto, ma spero che ci siamo capiti. E quindi uno potrebbe dire: io gioco alfiere 7 perché non voglio perdere il mio alfiere buono. In realtà la teoria dice che devi fare questa mossa per contrastare questo alfiere, che altrimenti sarà una spina nel fianco, per non dire altro. Ora, anche qui la teoria veramente ha fatto passi da gigante, si potrebbe giocare alfiere G3, ma supponiamo che uno non giochi proprio la prima mossa del motore, della teoria, perché ai nostri livelli può succedere che un giocatore ti giochi qualsiasi cosa, no? Cavallo E5. Ora il nostro avversario ti piazza un cavallo qui nel centro, guadagnando spazio, schiacciando i nostri pezzi, perché per esempio ora questo alfiere è diventato cieco, no? Non vede più da nessuna parte. E
come si può continuare? Allora, in caso di cattura di cavallo ovviamente ti becchi l'attacco doppio, quindi direi che non è cosa buona e giusta. In caso di cattura d'alfiere, nonostante questa struttura pedonale per il bianco non è buona, in realtà il guadagno deriva dal fatto che questo cavallo, evidenziato in verde, vale meno di questo alfiere evidenziato in rosso, quindi questa situazione è da Dio per il bianco. E quindi che cosa ci rimane da fare? Donna C7 per cercare di incrementare la pressione su questo cavallo centrale per farlo andare via. Ma il bianco ovviamente non si arrende, aggiunge un difensore su questo cavallo. Ora, se tu mi cambi i cavalli, io addirittura ti posso anche poi pensare di riposizionare un altro cavallo lì sopra. Arrocco corto, alfiere di 3 e siamo più o meno nella fine del setup del sistema Londra. Non è raro vedere anche questo pedone che va in F4 per supportare ancora di più quel cavallo. Ora supponiamo sempre che il nero non giochi in maniera straprecisa e voglia continuare a cercare di togliere questo cavallo che è veramente fastidioso. Quindi gioca cavallo D7. L'idea è anche quella di spingere in F6 così finalmente te ne devi andare da lì. Ma c'è un ma. L'arrocco del nero risulta sguarnito. Manca il principale difensore dell'arrocco che è il cavallo F6 e quindi vengono in mente cosa al bianco? Cavallo G5. Doppi attacchi sul punto F7, ma più che sul punto F7 quello che si sta guardando è il punto H7. Quindi il nero non può giocare una spinta come F6. E se gioca G6 è vero che para la minaccia, ma anche è vero che crea un sacco di indebolimenti nella struttura per quanto riguarda le case scure. E adesso arrivano cose belle. Guarda, il bianco deve addirittura ancora arroccare, non gliene frega niente perché ha una posizione dominante. Questo cavallo sta schiacciando 1, 2, 3, 4 pezzi del nero che sono tutti lì raggruppati contro un unico obiettivo, quel cavallo, ma adesso arriva cavallo per H7. Vedi qualcosa? Re per donna H5 scacco. Non si può catturare con questo pedone perché c'è l'inchiodatura. Il re si deve togliere. E ora come si continua? Quando si fa un attacco di questo tipo o sei preciso e lo porti fino in fondo o rischi che la partita cambi completamente. Bisogna continuare donna in H6 scacco. Ora ci sono solo due strade per il re, G8 e l'F6. In caso di re F6 arriva subito lo scacco matto. Quindi re in G8. E adesso è difficile capire come si continua. Come si continua l'attacco? Bisogna continuare. Siamo sotto di un pezzo. Cavallo per G6. Si minacciano ovviamente cose molto spiacevoli. Il nero deve cercare di eliminare questo forte cavallo. Ma adesso ci sono rimasti solo in attacco due alfieri e la regina. Dobbiamo farceli bastare. Donna per G6. La donna toglie tutti questi campi al re che è costretto ad andare in H8 e adesso lo scacco matto come arriva? Lo vedi? E certo, adesso c'è la donna e l'alfiere in batteria, donna H7, scacco matto. Bene, questa partita è durata 16 mosse, ovviamente il nero ha commesso delle imprecisioni, ma hai visto come è stato semplice, relativamente semplice, per il bianco impostare un cavallo al centro, supportato da un paio di pezzi, e poi niente, se il nero inizia a concentrarsi tutti i suoi pezzi su quel cavallo, lascia scoperto il re e a quel punto si attacca il re e la partita finisce. Ok? Vedremo nei prossimi video altre partite in miniature di questo tipo per mostrarti ancora la facilità di gioco del bianco, la pericolosità di questo impianto, ma soprattutto il nero deve imparare a contrastarlo se non vuole fare questa fine. Spero che il video ti sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo appuntamento con questa apertura per ulteriori approfondimenti. Ciao!